La lettera che ho inviato a Giovanni Salvi, il nuovo procuratore della Repubblica di Catania, è una lettera seria ma anche comica, perché notevoli profili comici ha la testimonianza del pentito Di Gati nel processo a carico del presidente della Regione Lombardo. Ma non c'è tanto da divertirsi quanto da indignarsi come un'indagine devastante per la democrazia siciliana, per la politica siciliana, sia stata condotta con grandissima sciatteria e superficialità. Di Gati viene sentito e racconta che ha appreso che bisognava votare da parte dei mafiosi il partito MPA nell'estate del 2003 dal capomafia di Catania La Rocca. Bene, l'MPA nasce 2 anni dopo, nel 2005. Ancora, ci dice Di Gati che ha appreso che bisognava sostenere l'MPA e ha percepito addirittura 25 milioni di lire dal mafioso di Canicattì Angelo Di Bella. Questa operazione bisognava farla per conto di Calogero Lo Giudice, appena assolto dal tribunale nell'inchiesta Altamafia. Non ridete, Lo Giudice verrà condannato per l'inchiesta Altamafia nel 2008, Di Gati finisce in galera 2 anni prima, nel 2006. Di Bella, quello che avrebbe detto votiamo MPA, viene arrestato nel 2004, l'MPA viene ad essere fondato nel 2005. Ma vi è di più. Le uniche elezioni nelle quali Di Gati avrebbe potuto votare per il partito di Lombardo, l'MPA, sono quelle del 2006, le regionali del 2006. Bene, nel verbale del 22 febbraio 2007 vi è proprio da ridere. Di Gati dichiara: in quelle elezioni votai e feci votare un candidato della lista del presidente Cuffaro, Giuseppe Arnone da Favara, imparentato con mafiosi. Questa fu la decisione del gruppo di Cosa Nostra cui appartenevo. Quando nasce l'MPA non ci sono più le lire, ci sono ormai da anni gli euro. Ma vi è ancora di più. Di Gati poi dice: sostenevamo il partito MPA perché sapevamo che dopo Cuffaro sarebbe arrivato Lombardo alla presidenza della regione. Bene, doveva avere la sfera di cristallo da maga, perché lui, come abbiamo detto, viene arrestato nel 2006 e nel 2006 Cuffaro è stato appena rieletto presidente per la seconda volta e si prepara a rimanere alla regione per 5 anni. Per finire, Di Gati aggiunge: volevamo sostenere Lombardo perché puntavamo a realizzare il termovalorizzatore di Casteltermini, proprio quel termovalorizzatore che Lombardo non ha fatto realizzare bloccandolo assieme a tutti gli altri termovalorizzatori.